Juventus 3, Napoli 0. Questa sera penso che sia uno dei post partita più semplici da fare. Allora, io potrei stare qui a parlare del calcio di rigore, del doppio calcio di rigore non dato al Napoli. Potrei fare 10 minuti diretti, la pirateria uccide il calcio. Non c'erano dati 2 calci di rigore. Oggi la primavera, eppure segna la primavera, gol del 2-2, annullato per non si sa per cosa, gli arbitri guardano altrove, ma potrei stare qui a parlare di questo questa sera. Semplicemente e ci sono le immagini di Højlund con un evidente segno di trattenuta qui sul collo, ma va benissimo così. Semplicemente questa sera c'è da dire che la Juventus ha strameritato la vittoria, perché se si salva solo Vergara, uno di quei giovani che per alcuni non dovrebbero giocare perché non sono all'altezza, no, di giocare in una squadra come il Napoli. Bene, stasera Vergara si è portato a spasso Yildiz e altri giocatori della Juventus. Il post partita di Roma-Milan uscirà verso mezzanotte, quindi aspettatevelo tardi. Potrei stare a parlare di questo stasera, no? Ragazzi, stasera la Juventus ci ha messo più grinta, più cuore, più cazzimma e più corsa. 3-0 netto. Dopo un minuto che tu hai preso il gol dell'1-0, se non era per Buongiorno che ci potevano andare subito sul 2-0, intanto Milan-Roma 1-1. Peccato, perché teneva la vittoria la Roma, peccato. 30 euro buttati solo per colpa della Roma, mi girano un po' che palle sinceramente, ma vabbè, non fa niente. Ciao Batman. Cioè, tu cosa vuoi analizzare? Io ti posso dire, ve l'ho detto, questo è il più semplice post partita che io potessi fare. Vengo qui, attacco la telecamera e dico, me calcio di rigore e siete mariuoli, e dico, il primo tempo non abbiamo fatto un rapporto, ma di che cazzo stiamo a parlare? Dai, oramai siamo alla canna del gas. E qualcuno si è già risentito delle parole di Spalletti quando ha detto è bello vincere contro gli ex campioni d'Italia. Sì, possiamo dirlo, il Napoli lo scudetto quest'anno non lo potrà mai vincere, anche se sei campione in carica. Forse Spalletti questa figura di merda se la poteva evitare, ma sappiamo che non c'è buon rancore fra lui e De Laurentiis e si punzecchiano su queste stronzate. Io di cosa vi devo analizzare? Cosa devo analizzare? Una squadra che al 60° smette di correre, ma non per qualcosa, smette di correre perché non ce la fa più. Non ce la fa più, diciamoci la sincera verità. Questi andavano il doppio, tu al 60° hai tirato il freno a mano, ha provato a mettere Lukaku. Quando tu metti Lukaku, prima di mettere Lukaku, Juan Jesus fa la stronzata, il Leeds 2-0. E lì proprio sei morto definitivamente, questo lo possiamo dire tranquillamente. Guardate, chi si aspettava qui dentro che io prendessi, spacco e faccio? No, perché non ha senso. Anzi, il 3-0 è pure ingiusto se poi la vai a analizzare meglio la partita, perché la Juventus ha creato molto più di te. Possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma è così. Punto, basta. La Juventus questa sera ha strameritato. Che dobbiamo dire? Niente, tu questo devi dire. La Juventus stasera ha meritato la vittoria. Poi vuoi che è un campo che noi non vinciamo da quando c'era Luciano Spalletti, vuoi che questo, vuoi che quello, ma va benissimo così. Io una cosa però fatemela dire a Di Lorenzo sul calcio di rigore, non rigore, quello che vi pare. Io penso che sia uno dei peggiori capitani degli ultimi anni a Napoli, perché un capitano, e guardate la differenza fra Lautaro Martinez, che appena c'è qualcosa va addosso all'arbitro perché è il capitano, cosa che non fa Di Lorenzo. Io su quel presunto calcio di rigore sarei andato lì. Oh, bimbo, questo è calcio di rigore, ce ne sono 2 nella stessa azione, no 1, 2. Dai,
Poi ci sta, ti danno il calcio di rigore, lo segni, siamo sull'1-1, ci giochiamo la partita, non te l'hanno dato. Aiù, non è che abbiamo fatto chissà che per provare a pareggiarla addirittura questa partita. Ma boh, poi ci possiamo appellare che non c'era Anghissà, non c'era De Bruyne, non c'era questo, non c'era... Ragazzi, ormai sono 2 mesi che siamo con la rosa dimezzata, questo lo sappiamo, abbiamo 10 giocatori fuori, sti cazzi, voglio, sti cazzi, significa che la preparazione atletica, il preparatore atletico è da prendere e da buttare nel cesso. Semplice, semplicissimo. Allora, io sono sincero, non ho ancora letto le parole di Antonio Conte o dei giocatori che hanno fatto il post partita, ma me lo andrò a recuperare perché io voglio analizzare anche quello, il post partita, voglio sentire. Va bene, che dice Antonio Conte? Di sicuro avrà detto del calciomercato e siamo sempre gli stessi e di qua e di là. E va bene, Antonio, va benissimo così. Ma boh, hanno dato, i nostri giocatori hanno dato, si è visto al 60esimo, siamo morti, siamo cotti, perché siamo cotti ragazzi. Ora, mercoledì ci sarà Napoli-Chelsea, con quale coraggio vai a affrontare il Chelsea? Dovrebbe rientrare Anghissà, dovrebbe rientrare, si spera, forse Mazzocchi, e non mi venite a dire se c'era Milinkovic-Savic, no, vai giù. Perché non cambia un cazzo, pure se c'era Milinkovic-Savic, tu sta partita la perdevi a prescindere. Io ho mandato un vocale nel gruppo del Fantacalcio dicendo testuali parole: non vi preoccupate che stasera Juventus vince 3-0. Punto. Oh, esatto, 3-0. Poi abbiamo fatto risvegliare addirittura Kostic. Questo, vabbè, quando vedono il Napoli diventano tutti Gesù Cristi scesi in terra, che fa un gol della Madonna. E va bene così, ma va benissimo. Va benissimo. Bene. Cos'è? Gennaio. Sei fuori dalla corsa a scudetto, ti rimane la Champions League, perché se vinci puoi andare incredibilmente avanti con 10 punti o 11 punti, ma non mi ricordo. È la Coppa Italia. 2 trofei nell'anno solare li hai vinti. Lo vince l'Inter, lo scudetto. Chapeau. Che cazzo vai Giarice? Lo merita? Sì, merita di stare al primo posto? Sì, assolutamente. Lo vince il Milan? E l'ha meritato il Milan. Lo vincerà se il Napoli va fuori dalla Champions League quest'anno, fra le prime 4. Si è meritato di andare fuori dalla Champions League. Aiù. Il calcio è questo, si vince e si perde, senza fare trampi. Poi, naturalmente, si perde pure contro la Fiorentina. Hanno poco. Ma partono degli astemme forti, pesanti. Però non ci voglio pensare. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti. Sempre e comunque forza Napoli. Post partita lineare. Sempre e comunque forza Napoli. Ciao. Ci vediamo più tardi, verso mezzanotte, se riesco a fare un video. Ciao.